3 minuti dopo le 9, seconda ora, secondo scaglione, ben arrivati. Se avete acceso solo adesso la TV, ai, vi siete persi un Ottavio Nieddu in grande spolvero, ma c'è la replica stasera su Sardegna 3, canale 272 alle 21, quindi insomma potete recuperare anche alla notte, luna di notte c'è la replica sul canale Miraglia, il canale 19. Intanto salutiamo anche Carletto che ha a fare colazione con tutti i suoi ragazzi di Olimpia Onlus e poi via, si va al mare. Ciao ragazzi, buona giornata, un abbraccio. Ma adesso parliamo di Avis, parliamo di Antonello Carta che è il presidente provinciale dell'Avis e parliamo di sangue. Buongiorno Antonello e bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi tutti, grazie. È un passaggio ormai obbligatorio, nel senso che già l'anno scorso, ma con piacere anche quest'anno, torniamo con piacere a parlare del fatto che non ci sia molto sangue in questo periodo, magari no, perché speriamo sempre ce ne siano, però il sangue non basta mai, perciò dare input e cercare contributi, quello è fondamentale, no? Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Sicuramente è assolutamente indispensabile fare una memoria e un ricordo e un ringraziamento. Cogliamo l'occasione, peraltro, a tutte le persone, a tutti i donatori che hanno avuto la possibilità di... Tra l'altro Ottavio Nieddu è un donatore? Assolutamente, è un donatore dell'Avis di Sesto, così per regolarità anche associativa non togliamo niente a nessuno, Okay. e quindi siamo un po' diffusi proprio su tutto lo strato, gli strati sociali, e siamo veramente contenti di esserlo in questo senso. Svolgiamo una funzione che è oggettivamente rilevante. E in questi mesi, grazie a voi, grazie a tutte le disponibilità che ci vengono assicurate, dobbiamo necessariamente fare una piccola memoria, perché i mesi di luglio e agosto normalmente sono mesi un pochino più delicati degli altri mesi dell'anno. Spieghiamo il perché. Spieghiamo il perché il caldo di questi giorni, qualche giorno di ferie, qualche circostanza fanno storicamente quantomeno calare un pochino le donazioni che vengono garantite durante tutti gli altri mesi dell'anno. Dobbiamo dire per dovere di statistica e di cronaca che negli ultimi anni, almeno per quello che riguarda l'attività dell'associazione e dell'Avis provinciale di Cagliari, ma su base regionale bisogna farlo questo ragionamento, l'entità della raccolta nei mesi di luglio e agosto ha sostanzialmente equiparato la raccolta degli altri mesi, quindi per quello che è l'attività associativa non abbiamo rilevato grandi differenze, questo grazie appunto alla generosità dei donatori, alla vicinanza, all'affetto e all'attività anche di tutte le 162 sedi comunali che sono sparse su tutto il territorio regionale. Beh, io anche per radio su Sintoni, quando arrivano, adesso non ricordo chi fosse, ma ricordo il nome, nel senso non chi fosse nome e cognome, Ignazio mandò proprio in questi giorni, mi ha mandato un messaggio: siamo al centro commerciale Le Vele con l'autoemoteca, e se puoi dai un appello, dai un aiuto per venire a donare. Credo che è questo passaparola, poi che i mezzi di comunicazione accettino di gran lena e con grande piacere di darvi un sostegno, è solo una ragione in più per poter diffondere il verbo, ma c'è una base, come dicevi tu, importante, che è la grande urgenza, il grande bisogno di sangue, che non solo a chi si occupa ovviamente di talassemia e i talassemici, ma anche tutti quelli che magari devono fare trasfusioni per altri motivi, gli ospedali che devono usarne magari in situazioni di emergenza. Hai perfettamente ragione, potresti essere un promoter Avis assolutamente eccezionale. Parafrasando, effettivamente il sangue è la benzina che muove tutto il sistema sanitario regionale, quindi è qualcosa veramente di molto 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 importante. Va assicurato a tutte le persone che hanno necessità, va assicurato agli amici talassemici che salutiamo, con i quali abbiamo proprio un rapporto strettissimo. Va assicurato soprattutto anche a tutte le altre persone che possono essere nella condizione di dover avere un intervento chirurgico, una qualunque necessità. Dicevate poc'anzi, la Sardegna è una regione sicuramente carente, però è anche una regione molto 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 generosa. Quindi comunque è cresciuta anche una cultura, parlando con tanti giovani, sono donatori di sangue. Assolutamente, grazie anche a dei progetti che sono stati portati avanti in questi anni, noi siamo riusciti
riusciti anche a far scendere l'età media dei donatori, ad avvicinare tantissimi giovani, tantissimi veramente ragazzi che si sono avvicinati alla donazione in perfetta spontaneità e continuano. Credo anche grazie alla comunicazione sempre particolarmente dritta e efficace, perché l'Avis da sempre, o perlomeno da tanti anni a questa parte, sceglie di comunicare con i propri messaggi anche da un punto di vista proprio dei media, che hanno proprio due elementi fondamentali, cioè il metterti di fronte all'esigenza e al renderti partecipe di un progetto. Noi ci proviamo in questo, grazie Matteo, ci proviamo e cerchiamo di mantenere questo rapporto, noi ci teniamo molto, un rapporto di familiarità. Per quanto l'associazione sia enorme, i dati del dicembre del 2014 certificano che noi abbiamo sostanzialmente 34.000 donatori che hanno 34.000 sparsi su tutto il territorio attivi, 34.000 donatori attivi. Se poi consideriamo anche quelli che lo sono stati, donatori che magari non possono più effettuare donazioni, grazie, lo ricordo, infatti coglievo l'occasione per ringraziarti e lo faccio esattamente anche in precedenza. Poi adesso sono più le parti, diciamo, di vino che ha nelle vene, nel senso ci sono tracce di sangue nel vino. Può essere. E quindi adesso è meglio che non faccia più. Vicino anche ai 70 anni, non lo so se sia in grado, intorno ai 70 anni si può ancora essere donatore. Diciamo che la normativa dice che le donazioni, essendo una scelta consapevole, devono essere effettuate da persone che tra i 18 e i 65 anni. Il termine dei 65 anni è un termine un po' variabile perché dipende dalla conoscenza diretta che il medico ha col donatore periodico e quindi può anche arrivare intorno ai 70 anni. Magari potrebbe entro 70 anni potrebbe ancora fare qualche donazione. Ripeto, rimarreste sconcertati oggi nel trovare tracce di sangue. Andiamo a sviluppare anche questa togliamo invece l'aspetto mia generosità. Sì, va benissimo. Lei è un uomo generoso sotto tutti i punti di vista e lo posso dire e affermare con realtà, non è una battuta questa. Torniamo a noi e vediamo tra l'altro le operazioni di prelievo, quindi in questo momento questi signori sono lì sdraiati, stanno donando. Vediamo anche che alla fine di questo momento, che uno può pensare essere anche oddio svengo perché sono sensibile, c'è una colazionciona che li aspetta. Noi lo chiamiamo tecnicamente un ristoro al donatore, per cui insomma il donatore, se ha piacere, può bere un caffè, può bere un succo di frutta, è opportuno che dei vostri mezzi, che io avrei voluto vorrei uno dei vostri mezzi per usarlo come mezzo per fare la radio, per andare in giro a fare la radio. Potremmo studiare una roba dove con Radio Sintoni magari però dentro voi avete gli strumenti per donare, è difficile fare la radio. La possiamo studiare. Domanda: le scuole sono sempre nelle vostre strategie? Assolutamente sì, hanno rappresentato un punto di interesse e di arrivo della nostra attività associativa sempre molto forte storicamente e abbiamo sempre posto in essere delle iniziative, delle attività proprio che hanno posto la scuola al centro. Il Centro Nazionale Sangue, che ci dà delle indicazioni, ci dice che l'Italia, non la Sardegna, l'Italia, se non interverranno degli opportuni correttivi e accorgimenti, nel 2020, quindi domani, fra qualche anno, nel 2020, potrebbe avere dei grossi problemi se non si riesce ad abbattere l'età anagrafica, l'età media proprio anagrafica dei donatori attivi. Quindi esatto, l'intervento nelle scuole, la sensibilizzazione, il proselitismo nei confronti delle nuove generazioni è fondamentale ed è un'attività proprio specifica, al di là di quella che può essere l'importanza anche della raccolta. Comunque dell'attività tecnica. Assolutamente, devi essere maggiorenne. Infatti le nostre indicazioni si rivolgono ai ragazzi che sono in prossimità di diploma, però dei 18 in su, quindi i ragazzi che sono già diplomandi, i diplomati e diplomandi, i laureandi, e poi piano piano un pochettino rivolgersi a tutti gli strati sociali. Quindi credo sia doveroso adesso andare a chiudere questa chiacchierata dando delle indicazioni di luoghi dove si può effettivamente e fattivamente raccogliere e donare. O donare sangue.
Se tutti i donatori, se tutte le persone che possono avere disponibilità e interesse a fare una donazione, basta che si colleghino sui nostri siti, anche su base provinciale. Io Sassari, Olbia Tempio, Lanusei, Cagliari e Sassari farà di raccolta diretta, quindi hanno una programmazione già in essere con le automoteche. Ci sono in Sardegna? 162 sedi comunali, 8 provinciali e una regionale. La popolazione sono abbastanza, vero? Siamo molto generosi. Noi siamo tra virgolette costretti a essere più generosi di altre regioni, perché il consumo in Sardegna è più alto che in altre, per le regioni che conosciamo, sì. E quindi piano piano, diciamo, dobbiamo crescere, dobbiamo articolare una collaborazione sempre maggiore e più ampia con gli attori. Noi li chiamiamo i 3 attori di riferimento, che sono le istituzioni, i centri trasfusionali e le associazioni come la nostra. Che possiamo guardare con un certo ottimismo al futuro. Sì, è un lavoro duro, un lavoro pesante, però dobbiamo essere ottimisti necessariamente. Per forza, guardando i dati che ti ha raccontato poco fa, verso il 2020 magari c'è un po' da allarmarsi, quindi lavorare preventivamente. Bisogna lavorare e programmare, questo è un E allora ragazzi, necessario. che siete magari a casa adesso da scuola e avete finito la maturità per qualcuno, o famiglie, mamme, papà, nonni, invitate i vostri giovani ad andare a donare il sangue, perché fanno una cosa fatta bene. Innanzitutto poi è un modo per stare sempre controllati, perché c'è un check-up completo e gratuito, perciò è anche un altro questo importante punto da tenere a memoria. E poi si mangia tanto. Dopo la colazione, guardate, sarete, oltre che aver donato il sangue, vi sentirete bene con voi per il prossimo, ma proprio anche il ristoro è adeguato. Il famoso ristoro è adeguato. Ringraziamo Antonello Carta come sempre, presidente provinciale dell'Avis, per questa incursione, ma guarda, tutto l'anno quando vuoi siamo qua, lo sai perfettamente. Grazie a voi. Grazie Antonello, noi torniamo tra poco.